Signori, mi presento. Sono Mr. Sacktiel, o nipote Isaac. Io alleno una delle squadre più forti del mondo, la Real Hall. Il presidente della Real Hall è il simpaticissimo Salvo Belluscacchio. Purtroppo la squadra in questo momento è un po' in crisi. Infatti con 19 partite abbiamo un solo punto. Mi ha telefonato il presidente Salvo Belluscacchio e mi ha detto che stamattina verrà da me un grande jolly. Il nome non me l'ha detto, ma io sono convinto che sarà uno dei più grossi calciatori del mondo. Speriamo che se la cava. Buongiorno, mister. Buongiorno. Io sono Mr. Sacktiel, o nipote Sacchi. E tu sei? Io sono Patanello, o nipote Patanone. Che nome curioso e ridicolo. Questo è buono. I nostri cognomi c'è qualcosa in comune. In comune? E che c'è? Noi famiglie Patanello e Patanone. Noi famiglie Sacca e Saccatiello abbiamo fatto un bello sacco di Patanello. E chiama bene a vascio mercatiello. Dunque il presidente mi ha detto che tu russo? Sì, quando ero russo. No, intendevo dire russo di nazionalità? Ma io sono che è nazionale e mi fumo pure il nazionale. A proposito, a volessi una sigaretta? Ah, tu fumi? No, io ho spaziato, io non fumo. Una cosa mi fumo. E che ti fumi? E gol. Ah, dunque la mamma si chiacchiera a mezzo. Tu sai perché ti trovi qua? Come no? Io ho fuoco l'oco con buio. Stiamo a Poggio Reale, da fuoco l'oco. Dunque, di che classe sei? A terza C. No, dico di che classe sei. Voglio dire, quanti anni hai? E non mi ricordo buono. Ho 23, ho 43. Aspetta, ma ci ricordato. Ho 23, ho 43, ho 63. Mo facciamo moderno sic, chi se non sa manco quanti anni tiene. Io ho chiesto al presidente un jolly. Tu sei un jolly? Io sono Patanello, un nipote Patanone. Io dicevo jolly, che giochi in più ruoli. Per esempio, quando tu fai la partita, dove giochi con piacere? A due giochi. In due barezzi carmelle, in due bangalotto, in due ciclo cacciatore. No, dico, tu a che ruolo vorresti giocare? Facite voi, misteri, sono uno che a dove mettete là mi trovate a me. Allora ti scopro io. È arrivato Cristoforo Colombo, ok? Io ti vedo portiere. Volessi fare portiere? No, portiere mi dà fastidio, la vasca scalinata, la signora mi ha chiamato la spazzatura, la stigliò a festa scorrere, l'ascensore non funziona. No, non mi piace, facetemi fare qualche cosa. Allora volessi fare terzino? E che devo terzino? Dunque, il compito del terzino è quando scende l'attaccante con il pallone, tu c'hai il pallone sotto. Ma te fossero pochi scemi. Io levo pallone sotto a kill. E che faccio il chirurgo? Che c'ha operato la poscia a kill. Allora volessi fare mediano? E che fu mediano? E piglia la palla a rete. Hai disputo in faccia. Oi. Hai pigliato la palla a rete. E che tenga la faccia è uno che piglia la palla a rete. Ma che hai capito? Ti spiego. O portiere te la palla a mano. Via da is. Te la palla a rete a te e tu la porti innanzi. No, è troppo complicato fatto, sacco di... Allora vuol dire che ti faccio fuori regista. O regista mi piace. Già immagino un film con Moana Pozzi, Cicciolina, un film pornografico con la regia di Patanello. Sapete quando il femmina passa per mano mia? O regista mi piace, faccio regista. Ma qua femmina. Io dico il regista della squadra. Cioè, tu devi essere il responsabile. Tutte le palle hanno passato in mano tua. Ma se fosse per voi, sacco te, io stesso sempre che parla a me. Ma voi vuol da forza sbagliare con me. Ma io dicevo mezzala a sinistra. Va bene a sinistra o vuoi andare a destra? A destra, a sinistra, ma che stiamo in Parlamento? Io e politico non ne capisco. Allora vuoi fare l'attaccante? E sarebbe? O fai o 7, o fai o 9, o fai o 11. Facetemi fuori 13 che così siamo buoni tutti a due e vi faccio pure un bello regalo, mister. Ma i 13 fa la panchina. Tu vuoi fare la panchina? No. E panchine e fuosimi, infatti, tutti i panchini che stanno alla villa comunale ha fatto così. Ha avuto pure una bella panchina poccia di nostro. No, io non voglio niente. Ma tu si può sapere che ruolo vuoi giocare? Io voglio essere libero. Ah, finalmente ho capito. Tu sei libero. Sempre, io non sto mai impegnato. Invece con me ti devi impegnare come un leone. E non preoccupate, state male all'arte. Io sono uno potente al mio campo. Io non la faccio buona a nessuno. Io porto cavaci e morsi. E fuori casa. Ma porta la pistola e la carta igienica sotto la maglietta. E a che serve? O prima che si fa sotto, ci ronca la carta igienica.
Si pompa passano con la palla e piglia la pistola e spara. E così l'arbitro caccia fuori. E spara pure all'arbitro. Ma che spara. Piuttosto fammi vedere un tocco e palla. Ma allora siete veramente veziosi. Io mi vergogno di tocco e palla, ma si tocca offrire, è la stessa cosa. Ma che hai capito? Allora fammi un colpo di testa. No, un colpo di testa io non lo posso fare. E perché non lo può fare? Perché ogni volta che faccio un colpo di testa io abbuco il pallone. Io so come l'arbitro. Ma perché tu che tieni come l'arbitro? E corna.